progetto alla legalità con le forze dell'ordine organizzato dal vostro istituto. Il progetto, l'incontro di oggi si inserisce in un progetto più ampio di educazione alla legalità e l'ITET, la nostra scuola, è consapevole che oggi più che mai la scuola è il nucleo centrale di diffusione tra i giovani della cultura, dell'educazione alla legalità e il valore della convivenza civile. Infatti è proprio la scuola è la prima istituzione in cui l'individuo si confronta nel suo percorso di crescita. Le prime leggi che vengono fatte rispettare sono proprio le regole scolastiche. È il primo volto dell'istituzione che uno studente incontra, è il volto dell'insegnante. Ecco perché la nostra scuola è il contesto più adatto per affrontare queste tematiche, che sono anche delle tematiche di crescita sociale, di crescita civile, perché l'obiettivo primario della scuola, parallelamente all'educazione, all'istruzione, è proprio creare dei cittadini con un senso civico, di avere un cittadino di qualità che sia consapevole dei propri diritti e dei propri doveri ed impara anche a rispettare la libertà altrui e la propria libertà. Quindi formare cittadini con un senso etico e la scuola deve anche diventare un modello di coesione sociale e di integrazione delle differenze tra varie generazioni, tra generazioni di etnie, di lingue, di cultura. Quindi costruire una scuola che renda i nostri studenti liberi di assumere le proprie responsabilità, ma rispettando la propria vita e quella degli altri. Ed ecco che oggi l'incontro con la Polizia di Stato si inserisce in questo più ampio progetto e vogliamo promuovere negli studenti, nei docenti e anche nelle famiglie una corretta educazione alla legalità, però una legalità contestualizzata all'interno di quello che è il vivere dei nostri allievi. Un incontro oggi qui all'Istituto Ciacia con gli alunni per parlare di legalità, un ruolo importante fatto anche dalla Polizia di Stato. Certo, è necessario parlare con i ragazzi di legalità perché nel loro percorso di crescita devono capire anche quali sono le strategie, le evoluzioni e tutto il sistema della legalità che ci permette di stare vicino ai cittadini e a tutte le persone che in qualche maniera hanno bisogno della Polizia di Stato. È sempre un argomento su cui le forze di polizia battono sempre, principalmente nei confronti dei giovani, che il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare in vista del futuro, di una crescita nel rispetto sia della legalità e della cittadinanza. Le problematiche sono tante tra i giovani, ecco, non sarà semplice spiegarle loro in un momento anche di pandemia dove si è costretti anche a vivere un po' fuori dall'ordinario. Sì, le tematiche sono tante, come ha detto lei, ci concentreremo principalmente sul spaccio di sostanze stupefacenti, sicurezza stradale, fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, che sono piuttosto attuali in questi tempi anche di lezioni online. Ecco, ricordiamo che la Polizia di Stato fa normalmente questo lavoro, ha a disposizione anche un'app, un numero verde, insomma anche questo è informare i ragazzi che nel caso di necessità possono rivolgersi alla Polizia. Sì, l'app appunto, come ha detto lei, che è liberamente scaricabile da tutti tramite cellulare, che è YouPol, dove si possono fare segnalazioni sia relativamente a fenomeni di spaccio che di bullismo e che dal 2020 anche tema di violenza domestica.